Ecco la situazione meteorologica. La saccatura che staziona sul Golfo di Biscaglia porta a condizioni di tempo instabile sul Mar Mediterraneo e quindi prosegue almeno fino a giovedì la fase di maltempo sulla Liguria e a seguire sono previsti giorni all'insegna di variabilità. Nel corso del pomeriggio generale calo dell'intensità delle precipitazioni, situazione comunque instabile che porterà a rovesci diffusi alternati a fasi più asciutte. I principali fenomeni previsti sul ponente. Vento forte da nord-nord-ovest sul Savonese e Genovesato occidentale, raffiche oltre 90 km/h al largo delle coste savonesi e imperiesi. Venti più moderati invece a levante e da nord-nord-est. Mare stilato sotto costa, molto mosso al largo, in particolare nelle coste imperiesi. Temperature stazionarie massime comprese tra 10 e 15 gradi. Per domani, mercoledì 24 dicembre, la NIMET prevede l'ingresso di aria fredda in Italia dalla porta della Bora, che determinerà la ripresa delle precipitazioni anche sul settore centro-occidentale ligure, con neve sulle Alpi Liguri fino alle quote medio-basse in Val Bormida. Precipitazioni più rare sulla costa del Levante. Attenzione però ai venti, con raffiche da nord-est, in particolare sull'Appennino del Levante, raffiche oltre i 90-100 km/h. Ancora correnti settentrionali tesi su centro-ponente con raffiche fino a 60-70 km/h agli sbocchi vallivi. Mare stirato sotto costa molto mosso al largo, agitati al largo delle coste imperiesi e temperature in generale calo.